Ma mentre gli altri stanno un po' nicchiando, voi siete già operativi sul territorio. Sicuramente noi stiamo già completando la formazione della squadra che parteciperà alla prossima campagna elettorale e ci siamo anche un po' meravigliati. I partiti maggiori, sia Forza Italia che Nuovo Centrodestra che il PD, non si sono fatti neanche sentire con tutti i problemi che abbiamo sul territorio, sui progetti da portare avanti. Dopo 50 anni che le infrastrutture nel nostro territorio non si sono ancora viste, io mi auguro che qualcuno coordini la campagna elettorale anche dandoci delle serie garanzie su mantenere intanto l'impegno finanziario sulla Palmanova Manzano, in quanto se vi ricordate bene parecchie sere fa c'è la Friuli Venezia Giulia Strada per far passare i carichi della Danieli ha dovuto togliere di notte i pali della luce e questo mi sembra un problema assai serio che bisognerebbe che la regione si interessasse molto da vicino. La scelta della location non è casuale, qui c'è la stazione, probabilmente questa stazione fra qualche mese potrebbe addirittura chiudere i battenti. Ma io girando per il paese noto problemi di opere pubbliche che si sono lasciati trascurare. Adesso vi ho fatto vedere questo problema del sottopasso che io dico, non so quale ingegnere ha dato un collaudo sui rattoppi che si stanno facendo, perché io penso se dovrebbe capitare, mi auguro di no, ma una piccola scorsa di terremoto, non vorrei chiudere per anni il passaggio nella via centrale di San Giovanni.